una buona serata, nuovamente una buona serata, benvenuti a tutti i telespettatori nello studio di TV7 Match. Allora, come dicevamo nell'anteprima, torniamo indietro al 1956, a un evento storico che si è tenuto appunto nel febbraio del 1956, questo congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui Nikita Khrushchev denuncia una parte delle malefatte, diciamo così, dei crimini di Stalin. E di questo parliamo in questa prima parte di TV7 Match e torno a salutare gli ospiti che abbiamo in studio. Professor Patrizio Zanella, grazie ancora di essere qua con noi. Intanto ci ha raggiunto durante la pubblicità il professor Leonardo Raito. Buonasera professore, grazie per essere con noi qui, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, e grazie anche al professor Damiano Fusaro, grazie anche a lei per essere qua. Allora, 1956 è un avvenimento che viene ricordato, questo congresso, questo 20° congresso, per questo discorso che fa Khrushchev, e lo fa solo a una parte dei partecipanti, se non sbaglio, no Armando? No, è un congresso segreto, cioè non si può parlare, e la denuncia che sarà fatta, circa 800 pagine, lui leggerà per 4 ore e mezza, leggerà questo riassunto di quello che sono state le vicende da quel momento in cui Stalin è salito al potere dopo la morte di Lenin fino al 1953, quando Stalin muore. Tutto questo percorso non tanto criticando quanto esponendo fatti concreti. Perché lo ha fatto? Non solo, ma si innemica anche i suoi compagni di cordata, e i partiti comunisti dell'epoca vengono messi in crisi. Viene messa in crisi addirittura l'economia sovietica, e viene messa in crisi l'alleanza con altri paesi. Ecco, questa situazione andiamo ad affrontarla con il primo contributo che ci spiegherà un attimo chi è Khrushchev, perché dobbiamo capire chi è quest'uomo. Se non riusciamo a capire chi è Khrushchev, e poi tramite Khrushchev riusciamo anche a approfondire chi è Stalin, riusciamo a capire anche come mai succedono queste cose nella politica di questo pianeta. Il primo contributo allora. Per 10 anni Nikita Khrushchev fu, dopo Stalin, l'uomo che esercitò più potere di chiunque altro in tutta la storia dell'Unione Sovietica. Con la destalinizzazione e la coesistenza pacifica tra i due blocchi, tentò anche di conferire un volto umano alla dittatura del Soviet, e per un breve periodo sembrò voler concedere più ampi spazi di libertà ai suoi compatrioti. Fu a quel tempo che Alexander Solzhenitsyn poté far udire la sua voce. Tuttavia Khrushchev usò il suo potere maldestramente, con iniziative spesso cervellotiche: i missili a Cuba, gli ultimatum di Berlino, la persecuzione della Chiesa, la guerra contro l'arte astratta. Alla fine egli fu messo da parte e trascorse gli ultimi 7 anni della sua vita in un inquieto isolamento. La personalità di Khrushchev si esprimeva senza bisogno di interpreti, ma i suoi sorrisi erano ambigui, le sue promesse inaffidabili, i suoi abbracci troppo forti, troppo pericolosi. Nikita Khrushchev è un politico russo. Guida l'Unione Sovietica dal 1953 al 1964. Nikita Khrushchev nasce il 17 aprile 1894 a Kalinovka, in Russia. A causa di difficoltà economiche, interrompe presto gli studi e lavora in fabbriche e miniere, svolgendovi attività sindacale. A 24 anni si unisce ai bolscevichi, protagonisti della rivoluzione comunista del 1917, che porterà alla nascita dell'URSS, l'Unione Sovietica. Dopo aver diretto varie sezioni locali, Khrushchev nel 1939 raggiunge i vertici del Partito Comunista Sovietico, il PKUS. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale è tra gli organizzatori della difesa di Stalingrado dall'assedio dei nazisti. Nel 1953, dopo quasi 3 decenni alla guida dell'URSS, Stalin muore. Khrushchev riesce in pochi anni a prendere il potere. Il nuovo leader si impone all'attenzione del mondo durante il 20° congresso del Partito Comunista Sovietico. Il 25 febbraio
febbraio 1956, in un discorso epocale, denuncia gli errori e i crimini commessi dal predecessore Stalin. Inizia la cosiddetta destalinizzazione, che porta alla fine del culto della personalità dei leader sovietici e a parziali riforme economiche. Si avvia anche una fase più distesa nei rapporti con l'Occidente e si allentano temporaneamente le tensioni della guerra fredda che oppone USA e URSS da circa un decennio. Pochi mesi dopo il discorso al XX congresso, l'Ungheria approfitta del nuovo clima di apertura per tentare di sottrarsi al controllo sovietico. Khrushchev reprime la rivolta con l'invio di carri armati. Nel 1959 le visite del vicepresidente statunitense Nixon nell'URSS e di Khrushchev negli USA segnano una svolta nelle relazioni tra i due paesi. Ciò provoca la reazione dell'altro colosso comunista, la Cina, che assume posizioni critiche verso l'URSS. 2 anni dopo, Khrushchev approva la costruzione del muro di Berlino per impedire ai cittadini che vivono nella parte est, controllata dai sovietici, di fuggire a occidente. Il 1962 è l'anno della crisi di Cuba. L'anno prima, gli Stati Uniti hanno appoggiato un fallito tentativo di invasione dell'isola da parte di esuli cubani, che intendevano rovesciare il regime comunista. Cuba chiede protezione ai propri alleati sovietici che posizionano sull'isola missili nucleari. Ma gli USA scoprono l'installazione e ne chiedono con forza lo smantellamento. Lo scontro fra Khrushchev e il presidente statunitense Kennedy porta il mondo sull'orlo della guerra atomica. Dopo giorni di tensione, l'URSS rimuove i missili. La scelta di Khrushchev è coerente con la politica di distensione, ma viene letta nel suo partito come un segno di debolezza. Il 14 ottobre 1964 è costretto a dimettersi. Gli succede Leonid Brezhnev. Muore l'11 settembre 1971 a 77 anni. Per il suo acceso temperamento, per le critiche a Stalin e per il dialogo con l'Occidente, Khrushchev è apprezzato fuori dal territorio russo. Le sue scelte non sono invece approvate dai successori, che gli negano i funerali di Stato. Professor Zanella, che personaggio è questo Khrushchev? Perché adesso l'abbiamo descritto così un po' a volo di gabbiano, ma come ce lo spieghiamo questo personaggio che è totalmente diverso rispetto a Stalin, pur essendo cresciuto e allevato da Stalin? È giusto riportare la figura di Khrushchev anche alla sua provenienza, alla sua formazione. Proviene dall'Ucraina, è un istinto, è un pragmatico. Nella sua giovane età fa il guardiano di bestiame addirittura e poi arriva a lavorare come meccanico in una miniera. Nasce, si potrebbe dire, proprio dai lavori umili, manterrà sempre una certa rozzezza e questo lo farà essere un po' inviso dagli stessi compagni di partito. Persino un Togliatti non apprezza i modi così burberi, così beceri, se vogliamo, di un Khrushchev che si vede che è capace di iniziative coraggiose, è capace di sussulti anche morali molto profondi che avviano un processo deflagrante ma esplosivo per quanto riguarda un giudizio sul, diciamo, il suo uomo che l'aveva fatto crescere, ovvero Stalin. Però è anche vero un'altra cosa, che Khrushchev si riscatta nella parte finale della sua vita, perché dobbiamo riconoscergli il coraggio dal 56 in poi, ma la complicità di tutti gli anni precedenti, per cui è collega di merende, si potrebbe dire, compagno di merende di tutti i misfatti che poi potremo richiamare su Stalin. Ma il fatto che dal 64 in poi, quando lui viene espulso, diciamo, dal partito sovietico e vive, si potrebbe dire, proprio ritirato, la modalità stessa in cui lui viene dimenticato, la modalità stessa in cui non gli si fanno i funerali di Stati, è l'unico leader che non è seppellito al Cremlino, ma in un cimitero a Novodevichy, poco fuori Mosca, e i funerali stessi sono fatti
infatti muore di sabato, l'11 settembre, la famiglia aveva chiesto un maggiore tempo per organizzare anche funerali di Stato, ma viene seppellito al lunedì mattina, subito dopo, e dopo averlo seppellito chiudono il cimitero perché non ci siano neanche più le visite degli stimatori o altre. Ecco, tutto questo ci fa capire un personaggio che, se vogliamo trovare un'analogia, perché delle analogie possono essere trovate per rendere chiaro lo spessore, qualcuno, ma alcuni più esperti diciamo, lo paragonano al coraggio che ebbe Gorbaciov. Tanto fece Gorbaciov nell'85, tanto riuscì a fare Khrushchev a partire da questo 20° congresso. Certo. Raito, perché tanto disprezzo da parte di Togliatti nei confronti di... Forse era una questione di cultura? Questa è una domanda interessante. Devo dire insomma, che quel 1956 fu un anno deflagrante per il comunismo internazionale. Si è parlato del congresso del PQS di quell'anno in cui effettivamente Khrushchev... Forse per lo stalinismo? Per lo stalinismo anche, ma direi per il comunismo, allora il che si partito identificava. era stalinista. Allora, guardate, c'è un episodio che è molto curioso relativamente a quel 1956. Stalin veniva considerato il grande leader e il grande padre dei comunisti internazionali, del comunismo internazionale, quindi era un riferimento per tutti i partiti, anche comunisti occidentali. Ma questo fino agli anni 60. Io ho parlato con dirigenti del partito che pensavano di lanciare elementi di innovazione nel Partito Comunista Italiano, a cui veniva fatto vedere il quadro di Stalin che era appeso in tutte le sezioni e gli si diceva, soprattutto ai giovani, provate voi adesso ad andare a parlare con i vostri compagni che sono iscritti al partito da 20 anni e dirgli che quest'uomo è un delinquente. Questo è quello che succedeva. Di fatto Khrushchev rompe questa idea di uno Stalin padre illuminato del comunismo internazionale, uomo che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante avendo bloccato l'espansione nazista in Unione Sovietica, l'uomo che ha vinto la guerra e ha il coraggio di denunciare. La cosa strana, però, mi aggancio a quanto diceva il collega, è vero che c'è questo parallelismo con Gorbaciov, cioè sono stati due uomini di rottura nella storia del comunismo internazionale, però c'è anche un fatto molto diverso rispetto ai due protagonisti, che uno ha avuto il coraggio di andare avanti a costo di distruggere tutto quello che era il sistema sovietico. Khrushchev in realtà ha una serie di scarsa linearità rispetto ad un percorso innovativo che in realtà a più riprese cambia e che lo mette anche in fortissima difficoltà al suo stesso interno, perché lui viene defenestrato dagli stessi dirigenti che l'avevano appoggiato, almeno in parte, nel momento in cui prende il potere e che poi se ne liberano in questo modo brutale, come è stato giustamente sottolineato. Infatti, Professor Fusaro, fu un atto di correttezza, di onestà politica, di onestà intellettuale, di onestà etica? Fu un'operazione di opportunismo questo? un po' tutte e due. Forse un po' più la seconda. Allora, nel senso che partiamo dal presupposto. Non commenti moralmente. Commentiamo, analizziamo i fatti. Allora, partiamo dal presupposto, come è già stato anticipato, che Khrushchev nasce come stalinista. Lui, grazie alla conoscenza diretta con la moglie di Stalin, quella che poi si è suicidata. Quella che sarà uccisa da Stalin. Sì, o suicidata, dicono. L'hanno suicidata. L'hanno suicidata, diciamo. Questa conoscenza diretta lui... Ma è tipico, Sì, cioè, sappiamo. Adolfo ha fatto la stessa cosa con sua cugina e poi con la moglie, prima l'ha sposata, poi l'ha ammazzata, no? Giusto? Beh. Dunque, dicevamo, lo conosce direttamente, fa parte della nomenclatura staliniana. Pensiamo solo che al 17° congresso del PQS, quello a cui partecipano circa più di 1200 delegati, di questi 1200 delegati dalle purghe staliniane sopravvivono solo 117, fra cui Khrushchev. E lui si afferma anche appunto sostenuto da tutta la nomenclatura staliniana. Il problema è che poi, giunto al potere, la denuncia che lui fa, come si diceva, non è appunto contro il sistema sovietico, ma è indirizzata contro Stalin, cioè deve in qualche maniera liberarsi anche di questo problema. Prima di arrivare a tutta la denuncia vengono anche un po' epurate tutte le colpe precedenti, vengono anche un po' fatte sparire. Non dice tutto.
di Khrushchev, alcune compartecipazioni, diciamo. E ricordiamoci che nella sfida in cui lui prende poi il titolo di segretario del PQS, lo scontro è con Beria, che era ministro dell'interno e soprattutto responsabile della polizia segreta, e con Malenkov. Quindi è con loro che lui si scontra. Riesce a prendere il potere Khrushchev, ed è chiaro che in qualche maniera deve staccarsi da quello che è stato Stalin. Poi però non possiamo negare che forse anche una certa visione differente può esserci. Di sicuro quello che viene denunciato è il culto della personalità, ma non vengono come dire, riammessi i nemici di Stalin, cioè non c'è nessuna in qualche maniera riportati alle loro, vengono decolpevolizzati. C'è un'accusa solo nei confronti di Stalin. Ricordiamoci che nello stesso anno in cui c'è questa denuncia di tutti i crimini di Stalin, è anche lo stesso anno in cui ad ottobre Khrushchev manda i carri armati a reprimere la rivolta in Ungheria. Ma questo è un fatto, una consecuzione, è una consecuzione. Certamente lui avrà pensato anche a questo, ma non pensava a una reazione così veloce. Ma come mai, professor Zanella, questo personaggio, allora Stalin non lascia eredi, mentre già con Lenin c'era un'indicazione verso Trotsky di come una successione, no? Bisognerebbe tornare a Lenin per capire un attimo come è nato Stalin. Stalin non lascia nulla, cioè, ma Stalin non ha neanche la percezione che sta per morire. Nessuno ha idea che Stalin sia al punto di morte. E come mai? Gli ultimi 7 anni di vita di Stalin sono vissuti all'interno di un mondo tutto suo. L'uomo ha perso lucidità, anzitutto. Si è liberato dei nemici e dei collaboratori più validi, con la solita dicitura di nemici del popolo, o di spie o di traditori, perché questa era la etichetta con cui si poteva sparire, essere arrestati e giustiziati, perché questo era il cliché di tutti gli oppositori. In questo periodo Stalin non è più una figura in grado di reggere le sorti e vive all'interno di continue sue paranoie, e anche a livello proprio di gestione del potere. Ricordo solo qualche aspetto di avere costruito un sacco di gallerie che mettevano in comunicazione i vari uffici dove lui esercitava il potere. In caso di fuga o di necessità lui doveva sempre avere una galleria, qualcosa che lo faceva scappare sottoterra. Ma c'è una somiglianza col suo avversario tedesco, no? Anche lui faceva le gallerie, la tana del lupo. Cioè, su queste manie tipiche di chi ha i pieni poteri. Questo sì. E poi disponeva, pensate, di 15 assaggiatori di cibo, perché temeva follemente di essere avvelenato. E quindi disponeva anche di questo entourage. È curioso un altro dettaglio, che quando Stalin, quel 5 marzo, mi pare alle 9 del mattino, perde un po' conoscenza, Beria furbescamente tarda volutamente a chiamare i medici. È una scelta strategica, perché quando arrivino non ci sia più nulla da fare, ed è quello che accadrà effettivamente. Tanto erano oppressi da questa figura, e era così diventata soverchiante che era impossibile e inimmaginabile un erede, una sostituzione, perché se tu pensi un erede pensi a una dinastia, pensi a una continuità. Stalin l'avevano così ingigantito, proprio l'avevano divinizzato, avevano creato una specie di statolatria attorno al suo nome, che era impensabile se non impossibile. Poi ricordiamo anche un'altra cosa, che gli unici eredi di Stalin, perché ha avuto 2 figli maschi, diciamo, uno, il secondogenito, ricordo, Vasiliev,
e un altro Yakov, che sono, uno diciamo morirà alcolizzato e un altro finisce in un campo di concentramento nazista, dove Stalin, sapendo dove è finito il figlio, si rifiuta di trattare con i tedeschi la liberazione perché se ne vuole liberare. Quindi a livello di diciamo di dinastia o di famiglia proprio non ne aveva nessuno, e politicamente tutti, anche i più stretti collaboratori da Ezhov, come abbiamo visto Beria, tutti temevano, soprattutto ogni volta che c'era un anniversario che cominciava con il 7, siccome c'era il 17, il 27, il 37, il 47, sapevano che poteva esserci una purga o una attività di repulisti di nuovo di tutti gli oppositori. Ecco, a proposito di questi repulisti, professore, qual è la prima grande operazione che fa contro l'esercito, per cui si troverà sguarnito di personaggi importanti nel momento in cui non prevede, anche se avvisato da Churchill, non prevede di essere attaccato? Che purga fa all'interno dell'esercito per poter avere lui il comando diretto? Sì, beh, Stalin è stato veramente un massacratore dal punto di vista della capacità di defalcare quelle che erano le classi dirigenti ai vari livelli. Questo dal punto di vista politico, l'ha detto bene prima il collega, ma anche dal punto di vista militare. Cioè liberarsi di tutti quei generali che rischiavano di non prestare una piena fedeltà rispetto a quella che era la sua leadership, anche di guida militare dell'esercito, che poi non è un esercito ma è l'Armata Rossa. Non dimentichiamoci che ha un fortissimo connotato politico questo esercito dell'Unione Sovietica, rappresentava sicuramente un elemento di controllo e di detenzione del potere strategico e fondamentale. Quindi una delle differenze che giustamente venivano evidenziate prima sta proprio nel fatto che in Stalin il culto della personalità come persona, soprattutto come elemento costitutivo, gestionale dello Stato e del partito, era un qualcosa di ormai insormontabile e inarrivabile, mentre con Khrushchev secondo me si torna anche ad una gestione del partito in quella diciamo collocazione di partito-stato, in cui però non c'è una figura che emerge in quanto culto della personalità, c'è la figura del segretario del partito che è un coordinatore delle attività politiche, è un leader politico, ma non è il dittatore e con la personalità che aveva Stalin e che aveva mantenuto nel periodo della sua vita, insomma. Ecco, io insisto su un parallelismo. Siccome ho visto una serie di pubblicazioni di Barbero sulla questione, la differenza tra diciamo, il regime comunista e il regime hitleriano, e lui fa un distinguo, io non riesco a capire questo distinguo, proprio in questo senso. Cioè, anche Hitler ha avuto le stesse problematiche? Anche Hitler ha fatto fuori i generali? Qui Hitler ha fatto fuori dei collaboratori strettissimi nella prima fase della sua fase. No, quello è un'altra cosa. Quello fu imposto dai generali. Ha detto: noi con quelli non accettiamo, o li fai fuori, allora noi accettiamo, perché lui aveva i pieni poteri, ma non quelli dell'esercito, che ancora aveva i poteri reali in mano, e quindi lo mettono di fronte all'out-out. E difatti poi Hitler va di persona, la notte dei lunghi coltelli, presiede lui diciamo, il massacro di questi suoi camerati ecco. E successivamente solo una dozzina vengono processati alla svelta e poi vengono sacrificati. Parliamo di militari veri. Anche il signor Hitler fa fuori tutti i vecchi generali della prima guerra mondiale. Sì. E quindi diciamo che credo che ci sia un meccanismo psicologico quando uno raggiunge determinate situazioni, per cui si comporta sempre con un'analogia talmente perfetta che poi, che sia
di una determinata categoria piuttosto ideologicamente ad un'altra, ma se togliamo via l'ideologia il comportamento è lo stesso, cioè è il modo col quale il potere si mantiene, cioè nel preciso momento in cui apprendono poteri assoluti avviene questo culto della personalità, questa esposizione massima. Per riuscire a mantenere il potere eliminano tutti gli avversari, diventa quasi appunto una cosa patologica. E tornando al discorso di Stalin, quando fa fuori tutto l'esercito, tant'è che si dice che l'accordo Molotov-Ribbentrop viene fatto anche perché la Russia ha paura che possa iniziare una guerra perché non ha i generali per poterla fare. Tra le motivazioni alcuni citano anche questa, perché ecco, le purghe con cui sono state fatte fuori i generali sovietici sono prima di questo patto, insomma. Non so se avessi imparato, ma il grande dittatore iracheno, no? È il primo congresso che fa, nomina le varie persone che vengono portate fuori dal congresso e vengono eliminate sul posto. Fucilate, ecco, quindi evidentemente i metodi sono sempre gli stessi, purtroppo è una caratteristica antropologica, diciamo, anche sugli assaggiatori che si diceva prima. Certo. Ma ha delle assaggiatrici Hitler, a persone che fanno. Allora, passiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo con un altro contributo.